Plateatici e fantasia. È boom di richieste di nuovi spazi all'aperto per bar e ristorazione. Una trentina le domande in comune da quando le prime indiscrezioni sul decreto del governo davano per certa la possibilità agli esercenti di servire al tavolo di sera purché all'aperto. In molti casi, dove lo spazio esterno manca, gli uffici comunali devono metterci ingegno per accontentare le richieste. Questi giorni arrivano soprattutto richieste ex novo, nel senso che chi aveva già un plateatico ha già in qualche modo lavorato per ampliarlo. Qua siamo di fronte a quelle attività che magari non avevano sentito l'esigenza, perché comunque con gli spazi al chiuso riuscivano a soddisfare le loro esigenze, ma che adesso si trovano in una condizione di totale necessità e che quindi ci stanno chiedendo di individuare anche delle soluzioni creative, perché parliamo di locali che non hanno uno spazio davanti, se no l'avrebbero già utilizzato, e quindi con i nostri tecnici stiamo lavorando per trovare una valvola di sfogo per tutti. 200 le domande di plateatico nell'ultimo anno, che hanno portato a quota circa 700 su 1000 gli esercizi dotati di spazi all'aperto per il consumo.